Nel suo intervento lei si è soffermato sui contributi e le opportunità per gli apicoltori in questo nuovo anno. Quali sono le possibilità che anche attraverso dei piccoli contributi si possono effettuare? Dunque, la Regione Liguria è sempre stata molto sensibile al mondo dell'apicoltura. Attualmente abbiamo in Liguria 1700 apicoltori, è un mondo quasi sommerso ma che è estremamente importante sia sotto l'aspetto produttivo sia sotto l'aspetto biologico dell'attività per l'impollinazione. Ci sono questi finanziamenti che consentono all'apicoltore di acquistare attrezzature tipo arnie, comprare le api che sono il motore della propria azienda, comprare attrezzature per lavorare meglio. Altri finanziamenti sono dedicati alla formazione e all'informazione degli apicoltori, perché non vogliamo che rimangano soli, abbandonati nelle proprie scelte, ma che possano avere senza alcun costo dei tecnici formati che gli indirizzano nelle loro scelte. Su che cosa puntate? Più sull'apicoltura come vera e propria attività o sull'apicoltura come passione? Dunque, l'apicoltura è un mondo di passione. Questa passione per svilupparsi ha bisogno di guadagno, cioè la persona deve poter guadagnare da questa attività. Le nostre aziende sono chiaramente piuttosto piccole, pertanto cerchiamo di dargli gli strumenti per ingrandirsi e magari guadagnare quanto serve in una regione dove l'aspetto turistico è molto importante e l'ambiente è una risorsa che tutto il mondo ci invidia. Il mondo delle api è un mondo favolistico oppure può aprire ad una bella realtà? Favolistico vuol dire che è bello, non che non sia reale, e può sicuramente aprire una bella realtà, però secondo me, come ho cercato di dire prima sinteticamente, bisogna che i valori di base, quelli di fondo, eccetera, ci siano ancora tutti. Se è destinato solo alla produzione, costi quel che costi, perde qualcosa, sia in favolismo ma anche in pratica. Quindi per essere un buon apicoltore che cosa bisogna fare? Bisogna amare le api, bisogna conoscerle, bisogna sperimentare e bisogna capire che hai a che fare con un animale vivo e non con una macchina. È un mondo che incontra anche le sue difficoltà, alcune vengono dalla natura, alcune vengono però da anche risorse economiche. Beh sì, la natura è una severa maestra, come diceva quel tizio, e poi le risorse economiche indiscutibilmente creano problemi. Gli agricoltori vogliono produrre, quindi usano i neonicotinoidi, che però non vanno bene per le api, bisogna trovare il giusto equilibrio. Si può vivere di apicoltura? Sì, con un po' di alveari sì. In che modo i cambiamenti climatici hanno inciso anche sull'apicoltura? In molti modi, perché le api soffrono come soffriamo noi per i cambiamenti climatici e sono sconvolte come lo siamo noi, quindi stagioni che non sono più quello che dovrebbero essere portano degli sconvolgimenti nell'alveare al quale gli apicoltori cercano di porre rimedio, ma insomma quando cade un albero di castagno di 50 anni su una bancata di alveari diventa difficile. In questo modo, in tal senso, come gli apicoltori stanno cercando anche di adeguare le loro attività? C'è tutta una questione tecnica e anche di rincorsa. Per forza di cose, ci dobbiamo continuamente adeguare, dobbiamo continuamente correre dietro ai cambiamenti. Ora, spiegare la tecnica sarebbe lungo e complicato e forse non è neanche adatto al pubblico. Lo scorso anno c'era stato il problema della siccità che aveva provocato la morte di molte api. Provocato o rischiato di provocare, sì, perché il problema della siccità a fine estate significa che le api non possono fare la covata che diventerà, cioè le api invernali, quelle che devono durare più mesi. Quindi se c'è siccità, se c'è il deserto, non ci sono alberi, non ci sono fiori da bottinare, e di cosa si nutrono le api, come fanno a nutrire la covata, e si rischia il collasso delle famiglie. E lo stesso questa primavera c'è stata una gelata a inizio marzo e anche lì abbiamo rischiato, ed è lì che si corre. A fronte di queste situazioni che in qualche modo non si possono ostacolare, c'è un sostegno che gli apicoltori possono ricevere anche dalle istituzioni per poter portare avanti le loro attività?
Beh, il sostegno c'è, nel senso che ci sono i finanziamenti che non riguardano tanto il discorso cambiamenti, però comunque è un sostegno al settore. E ci deve essere un sostegno, ma non solo all'apicoltura, all'ambiente tutto, un'educazione ambientale globale, oserei dire. Quant'è stata l'incidenza della vespa velutina? Ne abbiamo sentito parlare anche questa mattina durante l'incontro. È una bestiaccia pericolosa la vespa velutina, soprattutto in Francia è una piaga e nel Ponente Ligure l'apicoltura è veramente a rischio. Adesso è arrivata anche alla Spezia, dove tra l'altro c'è tanta apicoltura professionale alla Spezia e siamo veramente preoccupati. Quant'è l'incidenza della vespa velutina nella nostra regione? Allora, la vespa velutina si è diffusa dal 2012 in Regione Liguria e dal 2013 fino ad oggi, 2018, ha iniziato ad espandersi prevalentemente lungo la costa e prevalentemente in provincia di Imperia e in provincia di Savona. Nel 2018 è stato inoltre segnalata la presenza della vespa velutina nei pressi della città di La Spezia. Che cosa prevede il progetto LIFE? Il progetto LIFE Stop Vespa è un progetto finanziato dalla Comunità Europea e prevede il contenimento delle popolazioni di vespa velutina, l'allestimento di una strategia di controllo, l'allestimento di una rete di monitoraggio e lo sviluppo di un radar armonico per il tracciamento del volo dei calabroni. Il radar armonico è uno strumento innovativo sviluppato dal Politecnico di Torino e serve per seguire il volo dei calabroni dall'apiario ai nidi, per poi quindi individuare la posizione dei nidi e poterli rimuovere prima della riproduzione della specie. Sulla nostra regione è già stato applicato questo tipo di progetto? In Regione Liguria è stato applicato a partire dal 2015 e diciamo che gli interventi del progetto LIFE Stop Vespa si sono incentrati in particolare in Regione Liguria. Le aree del progetto sono la Regione Liguria e la Regione Piemonte, però la specie, essendosi diffusa dalla Francia, ha iniziato a colonizzare prevalentemente la Regione Liguria, quindi le azioni del progetto si sono incentrate in Liguria. Attualmente questa è, diciamo così, la possibilità migliore per combattere la vespa velutina? Allora, le metodiche di controllo più utilizzate per controllare l'espansione di vespa velutina è l'individuazione dei nidi e la loro rimozione prima del periodo riproduttivo. Questa è la metodica generalmente utilizzata in tutta Europa e che è stata applicata anche in Italia. C'è una scadenza in questo progetto LIFE? Il progetto LIFE è stato avviato nel 2015 e terminerà a luglio del 2019. Le attività del progetto continueranno fino al termine del progetto stesso per cercare di fornire supporto sul territorio il più a lungo possibile e fare in modo che le regioni possano prendere, diciamo, il testimone di questa attività e continuare l'attività di controllo anche al termine del progetto. I risultati che ha dato sono stati positivi? I risultati sì, sono, diciamo, molto positivi. Siamo riusciti a limitare l'espansione della specie in Liguria e rispetto alla diffusione in altri paesi europei, in Italia, in Liguria in particolare, è stata molto minore. Com'è nata la passione per il miele e per l'apicoltura? Ma in realtà è mia madre che mi ci ha trascinato e poi è diventata una passione anche per me. Mi ha dato una mano anche lui comunque gli anni scorsi e poi è diventata una passione, nel senso che una volta che ci sono entrato mi è piaciuto e mi piace seguirli. Dove avete gli alveari? Ma io abito qua sopra, Chiesa Nuova, e ce l'ho lì di fianco a casa. Quante arni? Ne ho sei famiglie. Non sono tantissime, abbiamo appena iniziato, ma va bene così. Quanto impegno richiedono? Ma adesso d'inverno relativamente meno, e più d'estate, cioè in primavera, quando ci sono le fioriture, ma non è una cosa esageratamente impegnativa, via. Se hai insegnato vuol dire che tu hai iniziato prima. No, oddio, per insegnare prima bisognerebbe sapere, a me mi manca questa piccola cosa. Io anche ho cominciato di fatto come lui per caso di fatto, perché così mi ha insegnato un amico apicoltore che mi era capitato di aiutare e quindi mi ha appunto insegnato e mi ha fatto appassionare a questo mondo
enorme, di incredibile, e quindi io ho poi approfondito e pian piano sto conducendo qualche alveare con buoni risultati, sembrerebbe anche. Quindi questa è una passione che è nata così da un incontro casuale? Assolutamente sì. Come hai iniziato? Con un alveare? Ho iniziato con un braccio rotto, nel senso che il mio amico è caduto, aveva bisogno di una mano, o meglio di un braccio in più, e quindi mi ha appunto coinvolto nella raccolta del miele, perché era periodo appunto in primavera, quindi il periodo abbastanza caldo da quel punto di vista. Sì, è venuto a controllare, e appunto niente, così io non sapevo assolutamente nulla di questo mondo. Lui mi ha appunto insegnato i primi rudimenti, e questo 4-5 anni fa, e poi pian piano abbiamo approfondito la cosa. Che cosa dà questa attività, al di là dell'aspetto magari economico, che forse non è neanche troppo remunerativo? Beh, diciamo che ti insegna, io alle volte dico probabilmente esagerando, ma ti insegna a vivere, nel senso che è un mondo incredibile, ogni giorno impari sempre qualcosa, ti serve parecchia curiosità perché per capire appunto come si comporta l'ape, perché l'ape è un animale incredibile, e quindi di fatto ti insegna proprio a comportarti di fatto, cioè bisognerebbe prendere esempio dall'ape in molte delle nostre faccende, ecco così. È un'attività con la quale si può vivere? Ma a grandi livelli, cioè averne veramente tante, ma non sarebbe proprio da fare quello solo come mestiere. Io ora come ora ho un altro mestiere, questo qua lo faccio come passione per il momento. Ora che stagione è per le api? Ma adesso è freddo, bisogna prepararle per la prossima stagione, per la primavera. Adesso più che trattarle contro la varroa, cioè non c'è altro da fare. Bisogna mantenerle per prepararle per la primavera. Quali sono le vostre specialità di miele per le quali avete ottenuto anche un riconoscimento? Ma abbiamo fatto il castagno e la robinia, in cui la robinia non ci aspettavamo, ha avuto un ottimo risultato. Mentre per te? La mia azienda produce principalmente 3-4 tipologie di millefiori, robinia, quindi conosciuta magari più comunemente conosciuta come acacia, castagno, melata. Adesso probabilmente in questo periodo qua si riesce a fare anche un po' di corbezzolo, che è un miele molto particolare, piuttosto raro, che non si fa sempre e si fa in maniera con piccolissime produzioni, e diciamo principalmente sono questi. Abbiamo la fortuna di vivere in un contesto, come si spiegava appunto al convegno, nella Liguria, quindi schiacciata tra mare e montagna, dove è un posto di fatto inospitale per le grandi coltivazioni intensive, di conseguenza con veleni e quant'altro annessi, quindi abbiamo la fortuna di avere api che possono bottinare su fioriture selvatiche e di conseguenza assolutamente salubri e senza appunto nessun tipo di inquinamento, e quindi appunto si riesce a fare dei prodotti, dei mieli, ma non solo, quindi polline, propoli e quant'altro di strepitosa qualità, che nulla hanno a che vedere con le importazioni barbare che vengono fatte ai noi e che vengono permesse di fatto. Si può vivere di apicoltura? Oddio, si può, è sempre bene. Ultimamente è quasi un'incognita, nel senso che con cambiamenti climatici e tutta una serie di avvenimenti che l'apicoltore di fatto non può controllare, e neanche l'ape, è un po', diciamo, è sempre bene avere il piano B, C fino alla Z più o meno, ma io penso che l'apicoltura, almeno per come la penso io, è bella proprio perché non dipendi necessariamente da quello, e di conseguenza tu puoi dedicarci il tempo e coltivare di fatto la passione, poi da cui può scaturire anche comunque un qualcosa di una remunerazione.
nasce questa canzone, Solo un bacio? Ma è nata a seguito di tutto quello che è successo dopo la tragedia del Ponte Morandi. Io quel giorno ero in Calabria, sono venuto a conoscenza di tutto quello che era successo, immagini tremende, e poi piano piano gli stati d'animo, tutto quello che è successo mi hanno portato a scrivere questa canzone, che è nata così, è nata proprio come un film, come due protagonisti che vivono la loro vita normalissima. Un giorno di questi, normalissimo, lui va al lavoro, lei rimane a casa, fa le cose che deve fare, fino a che sopraggiunge questa notizia che è successo qualcosa. E quindi io mi sono soffermato molto su questo, sulla fatalità, sul destino, su un minuto in più o in meno di come ti può cambiare la vita. E quindi da lì è nata questa canzone, che ha un riff in genovese molto... praticamente sono le frasi più importanti della canzone, perché questa le ha scritte Marina Peroni, la mia compagna, e dice: "Oh, a che tempo davanti, nughe no e nughe ne, veggio parlare con i santi, veggio sta vicino a lei". E questa è un po'... è lui che praticamente in un momento drammatico, in quello in cui si sta trovando, il pensiero più grande, il pensiero più profondo è per la sua compagna, alla quale manda un bacio e manda il suo ultimo respiro. Solo un bacio però può anche cambiare le sorti del destino. Nel bene e nel male, certo, perché io ho davanti ancora agli occhi, credo come tantissimi di noi, di quel pulmino della Basco che si era fermato quasi vicino allo strapiombo, e lui si è accorto che succedeva qualcosa, ha frenato. Si racconta che invece un'auto che sopraggiungeva sulla corsia di sorpasso, addirittura quando ha visto che lui frenava e vedeva davanti che non c'era nessuno, se l'ha anche un po' presa con l'autista del furgone, e non si è accorto che invece da lì a 3 secondi è precipitato nel vuoto. Quindi questo sta a significare che alle volte fermarsi a bere un caffè nell'autogrill, o un abbraccio o un bacio in più, probabilmente ti cambia la vita, visto che noi col destino e con la fatalità ci viviamo tutti i giorni. In questo caso l'intenzione e l'obiettivo è quello di comunque aiutare chi in questo tragico evento ha perso dei familiari. Sì, abbiamo cominciato il 24 agosto, se ricorderai, con la partita qua di Chiavari. Il 50% di quella partita è già stato devoluto, perché con una serie di eventi, con appunto questo di Chiavari, un mio concerto al Govi, e 2 partite, una partita fatta da 2 associazioni di Genova, che sono la band degli Orsi e la nazionale 60-70, si è raccolto in tutto 14.000 euro che sono già andati a questi bambini, quindi un primo passo l'abbiamo già fatto importante. Io voglio continuare, perché ho conosciuto le famiglie, ho conosciuto queste mamme, ho conosciuto attraverso loro anche questi bambini, e la mia vita va avanti proprio col pensiero di aiutarli. Quindi tutti i proventi discografici e un paio di concerti che poi da qui a 2 mesi decideremo dove fare, se a Genova o in Liguria, da qualche parte, andranno a favore sempre di questi bambini. Quindi Solo un bacio è solo l'inizio di questa raccolta fondi. A giorni darò anche sui social un IBAN. Io ho 5.000 amici su Facebook, se ognuno di loro magari desse solo €1 sarebbero già 5.000 euro, quindi una cifra interessante anche quella da poter regalare a queste famiglie. Lo farò sapere, però intanto grazie a voi per darmi la possibilità di parlare di questo e di far sapere che c'è qualcuno che pensa anche a questo tipo di possibilità di aiutare chi come loro sta soffrendo.